Buonasera, buonasera da Paola Sartore. Anche questa settimana insieme a voi in Salus il medico risponde, la trasmissione creata per cercare di dare risposte a tanti dubbi che possiamo avere in merito alla nostra salute, ma anche per dare tanti consigli utili per fare in modo che il nostro organismo funzioni sempre al meglio. Sapete che avete la possibilità di entrare in questo studio, lo potete fare componendo un numero di telefono che è lo 049 848 1998, oppure avete, se non volete spendere la voce, avete a disposizione un numero esclusivamente per gli SMS che è il 392 666 0099. Se volete fare delle domande al telefono vi ricordo che il tempo per formulare la richiesta si esaurisce intorno alle 21:40, perché altrimenti rischiamo di andare a ridosso della fine della trasmissione e le vostre voci magari non riescono ad entrare in questo studio. Questa sera vogliamo parlare di un argomento che si sposa con un evento molto importante che domani sera inizierà a coinvolgere tutta la città di Padova. Sapete che c'è un doppio tentativo di record che nel nome della solidarietà si cercherà di battere nell'arco di 24 ore, 12 ore dedicate alla corsa, 12 ore dedicate al nuoto. I fondi verranno raccolti con fini benefici. Uno degli interlocutori principali da questo punto di vista è la Fondazione Città della Speranza. 24 for Children è il titolo della manifestazione di quest'anno. Si partirà alle 20 di domani sera appunto con il tentativo di record per quanto riguarda la corsa. Sono 100 metri in un anello disegnato appositamente in Prato della Valle. Alle 9 del mattino di sabato si partirà invece con il nuoto in una piscina che è stata appositamente allestita, inaugurata proprio oggi, sempre in Prato della Valle. C'è questa corsa, questa gara nel nome della solidarietà che ci impegna dal punto di vista sportivo. Telechiara seguirà in diretta il doppio tentativo di record. Saremo in diretta domani sera dalle 19:30 alle 21:30, poi sabato avremo due finestre, una dalle 17:30 alle 18:30 e di nuovo alla sera dalle 19:30 alle 21. E allora, tante cose da fare: correre, nuotare, insomma cercare di dare il meglio di sé fisicamente. Cosa dobbiamo fare noi questa sera? Darvi qualche consiglio per fare in modo che questi sforzi siano garantiti e senza rischi. Lo facciamo con chi si occupa del binomio virtuoso tra medicina e sport. Vi presento subito i nostri ospiti, perché questa sera sono due. Parto dalla persona più lontana da me, che è quella anche che magari non conoscete, perché l'altro ospite lo riconoscerete subito. Allora, il primo medico che vi presento è il dottor Stefano Paiaro. Dottore, benvenuto. Buonasera. Presidente dell'Associazione Medico-Sportiva Patavina. A fianco a lui c'è il dottor Maurizio Schiavon, che ormai è un amico di questa trasmissione. Grazie. Direi, dottore, responsabile del Centro di Medicina dello Sport e delle Attività Motorie dell'azienda ULS 16 di Padova. Partiamo allora proprio da lei, dottore. Così il dottor Paiaro rompe un po' il ghiaccio, prende un po' confidenza con questo. Ci riscaldiamo. Esatto, come dovranno fare questi atleti, chiamiamoli pure atleti, che sì, si cimenteranno e contribuiranno a raggiungere questo record della solidarietà. Allora, abbiamo detto medicina dello sport, vediamo di capire di che cosa si occupa la medicina dello sport e quali sono non solo le specificità, ma anche le responsabilità che la medicina dello sport ha sul territorio. Ovviamente si vuole dare una garanzia medica a un'attività che è nata con l'uomo, e l'attività fisica, l'esercizio fisico, lo sport, le gare, e dare una solidità di basi scientifiche come assistenza, come tutela sanitaria, come prevenzione,
e per arrivare addirittura alla prescrizione dell'esercizio fisico. Sappiamo che ormai lo sport e l'attività fisica in particolare può essere utilizzato proprio come un farmaco in un numero elevatissimo di patologie, dall'ipertensione all'ex infarto al diabete, cioè, chi più ne ha più ne Quindi metta. una vera e propria medicina. Una medicina, in ecco, qualche quindi modo. che non ci si occupa più solo ed esclusivamente degli sportivi di alto livello, ma anche di tutte le persone. Ecco che domani, per esempio, non mi immagino, ci saranno ovviamente anche degli sportivi, però mi immagino che ci siano anche dei soggetti normali, anche dei ragazzi, anche soggetti di una certa età, Certo, vogliamo certo, dire, non è che certo, ci no, siano... lo possiamo tranquillamente dire, perché ci Ecco, e sono allora magari veramente... dopo ne parliamo sul Esatto, tipo di performance che può esatto. essere fatta. Ovviamente questa medicina, fattispecie questa dell'UL16, che è medicina dello sport e delle attività motorie, trae origine da molto lontano, e trae origine dalla nascita della Federazione Medico Sportiva Italiana nel 1929, e qui abbiamo proprio il presidente, un medico dello sport, anche lui ovviamente, lavora tra l'altro anche come specialista proprio nella medicina dello sport dell'UL16, ma che ovviamente è anche il presidente dell'Associazione Medico Sportiva Allora a Patarina. questo punto lo costringiamo ad iniziare a spendere parole. Vediamo allora da quali esigenze è nata questa federazione, in particolare l'associazione Patavina, vediamo che storia ha e Sì. quali sono le sue competenze, insomma. Allora, la Federazione Medico Sportiva, come ha detto giustamente il dottor Schiavone, è nata molto tempo fa, quindi nel 29, poi ci sono stati vari passaggi, diciamo, ed è stata la prima medicina dello sport nel mondo ad essere riconosciuta come una specialità medica, quindi dopo la laurea praticamente la specializzazione in medicina dello sport. E è nata all'inizio a Roma, Milano, all'Istituto di Medicina dello Sport di Roma, e in seguito a questo inizio, diciamo, anche altri paesi europei hanno copiato, una volta tanto siamo stati i capofila, il modello virtuoso, e per cui adesso in molte altre nazioni, diciamo, europee è stata introdotta anche la facoltà di la specializzazione in medicina dello sport. A Padova quando si è costituita? Allora, a Padova sono molti anni che esiste l'associazione medico-sportiva. Bisogna precisare che la Federazione Medico-Sportiva Italiana è una delle federazioni associate al CONI, ed è una delle sono due praticamente federazioni che fungono da appoggio a tutte le altre federazioni, quelle che praticano lo sport agonistico, e sono la Federazione Medico-Sportiva e la Federazione dei cronometristi. Padova è nata con il professor D'Arcais ancora negli anni 60-70, Maurizio è stato uno dei primi presidenti dopo il professor D'Arcais, mi sembra, sì, no? Esattamente. Dell'associazione, che è cresciuta negli anni e adesso, proprio cosa recentissima, supera i 100 iscritti. Comprende sia specialisti in medicina dello sport che medici associati che non hanno la specialità, però che fungono delle funzioni all'interno di società sportive, sono appassionati di sport, fanno il controllo antidoping. Quanto è importante essere rete associativa, riconoscersi all'interno di un unico organismo, di un'unica direi struttura? che è fondamentale, perché c'è delle linee guida ormai che fanno scuola in tutto il mondo, soprattutto nel campo della cardiologia dello sport. Siamo all'avanguardia sicuramente, esistono delle linee guida nel libro, un libretto COCIS cosiddetto, che praticamente dà un po' le linee di quelli che sono i comportamenti medici da effettuare in tutti i tipi di patologia cardiaca. E poi esistono le linee guida per la pneumologia, per l'endocrinologia, per la neurologia e così via. E l'Italia è sicuramente capofila di questo movimento. Tra l'altro la medicina dello sport, se non sbaglio, ha avuto un riconoscimento importante a livello regionale. È proprio notizia recentissima. È di ieri. Quindi siamo ieri. sulla notizia. Sì, è di ieri l'approvazione del piano sociosanitario regionale, e
chiaramente un volume di 190 pagine, ecco, la medicina dello sport mi pare che siano 5 o 6 righe. Però ci sono. No, ma poi 5 o 6 righe molto pesanti, perché permettono, prendendo lo spunto da com'è organizzata attualmente, che costituisce già una rete di servizi di medicina dello sport nelle diverse aziende sanitarie, partendo da questa cosa che già esiste, la Regione si è impegnata a garantire la tutela sanitaria dell'attività sportiva, ed è una delle cose che appunto storicamente ci portiamo dietro, ma che guardando verso il futuro non si sapeva se con i tempi che corrono potesse rimanere. Ecco, questo impegno della nostra regione, dei nostri politici regionali, sensibili probabilmente anche ai benefici che l'attività sportiva e il ruolo proprio dell'attività sportiva svolge nell'accrescimento sano e regolare dei giovani, si sono impegnati a fare una cosa del genere, a mantenerla e ovviamente a espanderla ancora di più, facendo tesoro anche dell'esperienza della Federazione Medico Sportiva la storia Italiana. della federazione, la storia dell'associazione sono stati dei motivi evidentemente validi per garantire questo riconoscimento, questa continuità e questo presidio del territorio, perché poi di fatto è quello Tra l'altro storicamente il decreto ministeriale che tutela l'attività sportiva agonistica è del 1982 e parallelamente, praticamente negli stessi mesi, la Regione Veneta di allora aveva fatto una legge regionale proprio in simbiosi con queste norme nazionali, per cui anche storicamente sono più di 30 anni che la Regione si interessa di queste cose e fortunatamente, io dico, con lungimiranza anche l'hanno ripresa, insomma, in questo piano sanitario. Quindi un riconoscimento dell'importanza della medicina dello sport per garantire un'attività fisica sul territorio che sia diffusa, che sia efficace, che sia soprattutto a misura di salute. Esattamente, puntando esattamente alla salute. Certo. Ecco, questo è il binomio, come si diceva prima tante volte, sport è salute, perché ci crediamo, insomma, ecco, come medici dello sport siamo convinti che la cosa funzioni, insomma. Indubbiamente. E allora cominciamo adesso ad entrare anche nello specifico del doppio tentativo di record di domani, perché è sicuramente una grandissima gara nel nome della solidarietà, però è una gara, mi rivolgo al dottor Pagliaro, magari adesso giochiamo un po' a palla con le vostre voci, è una gara nel nome della solidarietà che presuppone comunque un'attività fisica, un'attività sportiva e quindi non deve essere sottovalutata in ogni caso. Assolutamente. Anche perché si tratta di due sport, la corsa e il nuoto, due sport aerobici, ha un impegno cardiovascolare elevato, poi chiaramente dipende dall'intensità con cui uno effettua la prova. Però sicuramente quando si tratta di una gara, anche se tutti cercano di dare il massimo e quindi sicuramente si sottopone l'organismo a uno stress, a uno sforzo e quindi è sicuramente... Ecco, stiamo vedendo anche le immagini proprio della gara di corsa, quella dell'anno scorso, il primo tentativo di record riguardava in maniera specifica il nuoto, qui abbiamo la corsa, quindi stiamo vedendo proprio questo sforzo che il dottor Pagliaro stava illustrando. Ma mi pare... No. Sì, è il sindaco. Sì. Abbiamo visto la prova del sindaco che domani aprirà entrambe le gare e quindi dicevamo che per quanto sforzi non agonistici in senso stretto comunque presuppongono un dispendio di energie e anche un affaticamento. Certo. Quindi sicuramente non è considerato tra gli sport cosiddetti agonistici che noi vediamo normalmente, quotidianamente, però sicuramente un consiglio che penso di sentirmi di dare, e penso che anche Maurizio sia d'accordo, che chiunque si sottoponga a un'attività motoria regolare con una certa intensità
debba comunque fare un controllo, un controllino all'inizio, che magari non deve avere la stessa profondità dell'accertamento che fa lo sportivo agonistico di alto livello, però andare da un medico dello sport, fare un elettrocardiogramma, una visita completa, eventualmente anche un esame del sangue, soprattutto se la persona non è più giovanissima, mi sento sicuramente di consigliarla come cosa. Ecco, quindi comunque anche prima di uno sforzo che pensiamo sia assolutamente relativo, e di fatto è uno sforzo assolutamente relativo, fare un piccolo check non è male, vedere, Esatto. vedere se stiamo funzionando bene, Esatto. insomma, che non ci sia Ecco, bisogno di una l'altro piccola consiglio forse è revisione. anche che ognuno adatti alle proprie capacità Sì. e non voglia strafare. Certo. Ecco, magari Ecco. sono 100 metri, uno può, per dire, non dico camminare perché sembrerebbe brutto, però Certo. corricchiare, ovviamente in funzione del background Ecco, sportivo che proprio ha. una domanda che volevo fare è proprio questa: fino a che punto è giusto forzare, fino a che punto si può forzare? Diamo indicazioni Allora, anche le di indicazioni, questo tipo. io credo che, Sì. che se possiamo così, il buon senso dice che chi è allenato può anche fare la corsa con un po' più di impegno, eccetera, eccetera. Chi la fa per solidarietà, in fondo, che faccia con moderazione in funzione di quello che sa fare, ecco, che tante volte manca come si dice, il senso della dell'auto, propria condizione. Della misura. esatto, della misura della propria condizione. Condizione. Uno pensa sempre, ma questo è un po' per tutti, non è che lo si dica per qualcuno Certo. in particolare, uno pensa di avere le forze che aveva ancora a 20 anni, 25, e magari invece gli anni sono Non è più così. passati, e qualche chiletto di più, e qualcuno fuma, Mal ci di sono schiena, colesterolo, strappi, strappi, insomma, sono quelle cose. Allora, se dobbiamo dare un consiglio così generale, io credo che anche prima di questi benedetti 100 metri uno faccia un minimo di riscaldamento. Ecco, questa è una cosa Ecco. fondamentale. Come facciamo a fare il riscaldamento su una gara di Ecco. questo? Noi arriviamo in Prato della Valle con la nostra magliettina, la nostra tenuta sportiva, pronti per prendere il testimone che ci viene passato perché la gara è nella modalità della staffetta. Che riscaldamento è consigliabile fare? Nonostante la temperatura elevatissima di questi giorni, comunque un piccolo riscaldamento è... Ecco, la fortuna, le chiedo scusa se la interrompo, la fortuna è che la gara di corsa si svilupperà nella notte, Nella quindi notte. Quindi questo un po' meglio, dovrebbe, sì, un po' dovrebbe meglio. aiutare. un po' meglio, però c'è sicuramente molta umidità, Comunque. la temperatura è comunque elevata, insomma così via. Quindi anche se uno deve affrontare una prova così non particolarmente lunga, particolarmente impegnativa, però cominciare un pochino a, come dire, a mettere in moto l'organismo, la macchina umana è una cosa assolutamente indicata. Quindi se devi fare la corsa dovresti prima per qualche minuto cominciare a camminare sempre più rapidamente, poi magari incominciare a corricchiare un pochino, fare un po' di stretching per il polpaccio, per il quadricipite, incominciare ad aumentare, cioè come quando si parte con la macchina, magari il motore è freddo, non è che parti subito A 120 a 120 all'ora, cominci un pochino le prime marce, lo stesso per l'organismo. Ecco, ricordiamo questa cosa, sottolineiamola ancora: la gara di corsa alla quale che affronterete domani un po' a tutte le età, parleremo anche di questo tra poco, richiede un minimo di riscaldamento, anche se la facciamo per solidarietà non è che la sostanza cambi, è comunque uno sforzo fisico, non è che il fatto che lo si faccia per aiutare qualcuno che magari ha bisogno di noi ci esenti automaticamente dal buon senso. Quindi un po' di riscaldamento, questo mettere proprio in moto la macchina un po' alla volta, in modo tale che lo sforzo non sia proprio uno strappo, perché questo poi non è solo così. Ma se possiamo dare un consiglio anche pratico, potrebbe essere che se uno non abita lontanissimo, 2-3 chilometri ci vada a piedi, 2-3 chilometri, se uno abita all'Arcella, in bicicletta, bravo. Quindi bicicletta o a piedi, perché si trova nelle zone limitrofe, per chi arriva da fuori magari lasciare la macchina un po' lontana dal Prato della Valle, fare l'ultimo tratto anche a perché piedi. ci saranno difficoltà di parcheggio, mi immagino, e quindi arrivare anche più tranquilli, più sciolti, forse letteralmente più sciolti a questo esatto. punto. Stiamo usando una serie di termini che proprio sono assolutamente adatti a
a ciò che stiamo trattando e approfondendo. Allora, abbiamo visto come arrivare preparati alla gara di corsa. Per quanto riguarda il nuoto, che tipo di pre-allenamento, pre-riscaldamento è consigliabile fare? Sicuramente è impossibile effettuare delle vasche prima Esatto, di riscaldamento questo. E quindi comunque mettere un pochino in moto l'organismo, quindi aumentare la frequenza cardiaca, quindi camminare. Quindi sempre lo stesso più o meno lo stesso tipo, dello stretching anche, quindi allungamento muscolare, così via. E questa parolaccia che sentiamo tanto, stretching, in realtà è un toccasana per il sicuramente nostro organismo. predispone il muscolo allo sforzo, diciamo, allunga le fibre, quindi anche per il nuoto la stessa cosa. Insomma. Quindi le indicazioni sono un po' le quelle. stesse. Andiamo a vedere un po' le classi d'età, perché una gara di questo tipo, un tentativo di record di questo tipo, coinvolge trasversalmente chiunque, dai bambini, perché abbiamo visto tantissimi bambini anche l'anno scorso che hanno fatto la loro corsa in Prato della Valle, quindi dai bambini fino alle persone diversamente giovani, diciamo così, ecco. Quindi veramente persone di ogni età. In funzione dell'età che consigli possiamo dare? Abbiamo detto il buon senso per adattare lo sforzo alle proprie condizioni fisiche, ma magari anche nell'ottica della prevenzione, quindi il controllo eccetera, che consigli possiamo dare? Per esempio un bambino, un genitore come lo può preparare a questo tipo di gara? Si può parlare anche, non so, dell'alimentazione, magari di non Ecco, mangiare, per esempio. proprio l'ora, la mezz'ora prima di andare a fare lo sforzo fisico, che magari i bambini non ci pensano. Ecco, se tu i patatine fritte 5 minuti prima di entrare in piscina, forse no, magari non vorrei che ci fossero addirittura quei chioschi con quelle brioscione fritte, con i frittelloni, dopo magari dopo, ecco, non prima. Che alimentazione è consigliabile prima di uno sforzo fisico di questo tipo? Facilmente digeribile, a base di, per esempio la frutta potrebbe andare bene, carboidrati tipo la pasta e pomodoro per esempio. Pasta e pomodoro, il pane, un pochino di prosciutto, la frutta, bere molto perché fa molto caldo, si suda, queste sono le cose. La cosa fondamentale è che siano cose facilmente digeribili. È la cosa fondamentale per tutti questo, dai ecco, bambini. non la carbonara, insomma. Ecco, questo è uno dei consigli che speriamo sia passato. O le salsicce. Si parlava prima di pane, che non ci si magari faccia... dopo, appunto si dice magari dopo. Magari dopo. Siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria, quindi ci fermiamo per un attimo, continuate a farci compagnia perché come vedete i consigli da seguire e da mettere da parte come un tesoretto prezioso sono veramente tanti, vi aspettiamo. Siamo di nuovo in studio con il dottor Stefano Pagliaro, presidente dell'Associazione Medico-Sportiva Patavina, scusate, e insieme al dottor Maurizio Schiavon, responsabile del Centro di Medicina dello Sport e delle Attività Motorie dell'azienda ULSS 16 di Padova. Con loro stiamo parlando del binomio virtuoso tra sport e salute, lo facciamo anche prendendo lo spunto dal doppio tentativo di record che da domani sera alle 20 fino alle 21 di sabato impegnerà centinaia di persone, migliaia di persone in una pista disegnata in Prato della Valle, in una piscina allestita in Prato della Valle. La gara è sui 100 metri, la piscina prevede uno sforzo di una ventina di metri al massimo. Telechiara seguirà in diretta questo tentativo doppio di record, la finalità è benefica, verranno raccolti fondi in particolare per sostenere la Fondazione Città della Speranza, ma non solo. Noi saremo in diretta insieme a voi domani dalle 19:30 alle 21:30, sabato dalle 17:30 alle 18:30 e poi ancora la sera per concludere questa avventura sulle 24 ore dalle 20 alle 21:30. Stavamo dando tantissimi consigli utili su come prepararsi a sforzi fisici che possono essere estemporanei come nel caso appunto del record. Abbiamo visto come prepararsi appunto, consigli per la dieta, consigli per la preparazione anche dal punto di vista atletico,
atletico, consigli per quanto riguarda gli eventuali controlli che è opportuno fare dal medico per verificare che il nostro organismo sia pronto anche per uno sforzo per quanto limitato. Vediamo invece che cosa si può fare dopo, non so se il dottor Pagliaro o il dottor Schiavon. Beh, dai tu delle indicazioni sull'alimentazione. Sì. Ecco, dopo lo sforzo come... Allora, dopo lo sforzo, uno sforzo però che sia abbastanza prolungato, perché questo tipo di sforzo di domani sera è talmente come dire, limitato che non è che richieda particolari attenzioni alimentari e così via. Però la corsa e il nuoto, che sono due sport, come dicevamo prima, di tipo aerobico, ha un impegno cardiovascolare importante. Se vengono praticate con regolarità, con intensità, sicuramente dopo la prova fisica, lo sport, l'ideale è, la cosa più importante è la reidratazione, quindi reintrodurre i liquidi che sono andati persi. Liquidi e sali? Liquidi e sali con la sudorazione. La reidratazione è un concetto molto importante che comincia ancora prima dello sforzo, perché bisognerebbe cominciare a bere prima, durante e poi dopo sicuramente. Ecco, anche durante, quindi avere comunque una bevanda che permetta di non perdere in grandi quantità acqua e sali è opportuno. Quindi. Certo. Sì, sicuramente è importante bere durante lo sforzo, infatti si vedono durante le maratone, durante le mezze maratone, ci sono i posti di ristoro ed è fondamentale. Le crisi che si vedono di solito dopo i 30-32 km non sono quasi mai dovuti alla carenza di cibo, ma è sempre, quasi sempre dovuti al problema che si è bevuto troppo poco, l'idratazione, quello è il problema più importante. Quindi questa è la prima cosa. Finiamo lo sforzo fisico e ci fermiamo di botto o anche lì è bene... No, si chiama defaticamento, detraining. Praticamente tu dopo che hai messo l'organismo sotto sforzo, sicuramente non è che immediatamente ti blocchi, ti fermi come se nulla fosse. C'è un pochino di rallentamento, un po' alla volta, anche una seduta magari di allungamento muscolare, di stretching e così via, aiuta a ritornare nella condizione di base. Se noi non abbiamo queste attenzioni, quali sono i rischi che possiamo correre? Cosa possiamo rompere? Cosa possiamo combinare? No, il rischio maggiore è che si abbia un recupero nei giorni successivi, nei momenti successivi, più lento, un recupero peggiore, diciamo. Quindi, e se non facciamo questo pre-riscaldamento in vista dello sforzo, quali sono i rischi gli infortuni muscolari, che vedete più di frequente? Gli infortuni muscolari sono frequentissimi. Quindi strappi, contratture? Sì, stiramenti, di tutto. E questi sono importanti, molto frequenti. Le cose frequenti, più banali tutto sommato, però ci sono più frequenti. Insomma. Allora vi interrompo perché abbiamo una telefonata, vediamo se è qualcuno che domani vuole cimentarsi nel record e vediamo che cosa ha bisogno di sapere. Pronto? Buongiorno, buonasera Paola, mi chiamo Luca, 45 anni, oggi ho fatto noi il nostro live, abbiamo fatto 250 km in bici da corsa. Bene. Da Padova sul Grappa. Non vogliamo sapere a che ora è andato a correre perché già... Siamo partiti stamattina alle 7. Bravi. Bene, vedo però che... siamo tornati a un orario abbastanza cattivo che erano le 3 del pomeriggio. E abbiamo avuto delle crisi di fame. Di fame? Sì, crisi di fame. Di miei compagni hanno avuto crisi di fame. E lì vi siete Come è fermati? causata questa crisi di fame, dottore? Allora, contro la crisi di fame, che cosa si può fare? Prima della crisi di fame vorrei approfittare allora, dell'esperienza dell'ascoltatore per lanciare anche un segnale di attenzione a quelli che adesso si stanno muovendo con queste giornate così calde. Il nostro ciclista è partito presto, a dire il vero, è fatto bene, però il ritorno è stato... quello è stato, abbiamo avuto problemi meccanici, abbiamo forato un paio di volte in discesa. Perché se no bisognerebbe riuscire a tornare in tempi, abbastanza più tornare prima, ecco questa è la... anche perché fare un'attività fisica nelle condizioni di questi giorni è veramente strenuo, diventa uno sport quasi
Estremo. Estremo, esatto, e ci sono ovviamente anche quelli che vanno a fare le corse o i giri ciclistici nel Sahara, però hanno un allenamento, una preparazione che sì, è veramente, non è alla portata di tutti. E poi un'altra cosa, dottore, Ecco. io sono afflitto da 12 anni da sclerosi multipla e con questo io lo faccio a livello amatoriale, facciamo gare di fondo anche, specialmente con questi casi qua. Come devo comportarmi con l'alimentazione? Ecco, l'alimentazione io credo che il più Allora, adatto sia il dottor Pagliaro, vediamo che Pagliaro. indicazioni può dare. Ha bisogno di qualche informazione in più, dottore? No, complimenti per il tipo di attività che fa e per la forma che ha. Sicuramente se ha fatto questo tipo 1,87 per 75 kg. di questa prestazione mi sembra veramente ottima. Quindi mi sembra, secondo me, ha sicuramente un'alimentazione, una idratazione adeguata. Però le cose, come dicevo prima, è fondamentale. Dopo ho fatto lo sforzo la sera a cena. Sì, allora mangio, la razione, adesso non è che esista la formula magica che va bene sempre, comunque, però ormai gli studi scientifici più avanzati, più moderni, soprattutto in questo tipo di attività qua, consigliano nel giro della prima ora, appena finito lo sforzo fisico, bere sicuramente molto, idratarsi, reidratarsi e poi fare un mix tra carboidrati, quindi tipo potrebbe essere mangiare della pasta, del pane e così via, e anche una piccola quantità di proteine, quindi potrebbe essere del prosciutto crudo per esempio, una buona cosa, e la frutta. Quella non manca mai. La frutta è eccezionale perché reintegra le perdite sia di liquidi che di vitamine, di sali minerali, quindi soprattutto anche nello sport professionistico ad alto livello, i ciclisti, anche nel calcio professionistico e così via, nello spogliatoio, finito l'allenamento, finita la partita, nell'ora successiva c'è frutta, la pasta, il parmigiano, un po' di prosciutto e acqua. Questo sicuramente non deve mancare. Questo nella prima ora, dopo Questo dopo lo permette di sforzo. recuperare molto più rapidamente dallo sforzo fisico nelle 24 ore successive. Poi l'alimentazione torna, fatto questo lavoro alimentare, poi si torna... Questa è la razione cosiddetta di reintegro, Sì. cioè proprio per andare a coprire le perdite che hai avuto e per non causare anche perdite muscolari e così via. Dopodiché, soprattutto nelle ore successive, la sera, la cena, una cena leggera, insomma, non appesantire l'apparato digestivo. Verdura fresca e frutta. Va benissimo, va benissimo, praticamente sa tutto. È un virtuoso, sì, ho fatto parte anche faccio parte di una società sportiva, faccio il direttore sportivo dei bambini. Ah beh, allora ha già un'esperienza. Ecco, io invece ne approfitterei per dare anche un consiglio legato sempre un po' allo sforzo fisico un po' più intenso come fa il nostro ascoltatore, ma anche con queste giornate così calde. Tante volte non ci si rende conto di come l'organismo, il sistema cardiovascolare sia già sotto sforzo senza neanche partire. E questo non ce ne rendiamo conto se non abbiamo un aggeggino che ormai è alla portata di tutti. Bravo, col cardiofrequenzimetro uno si rende conto che da fermo è salito in bicicletta, deve ancora partire e ha già 120-130. Stamattina avevo già... Come eravate stamattina? Io avevo 135. Prima di partire? Prima di partire. Ecco. E invece al ritorno? Ero fuori soglia, 185-195. Vede, ecco, lì è la velocità massima. Il nostro ascoltatore, mi spiace per lui, perché ha accumulato acido lattico. Acido lattico. E l'acido lattico è la bestia nera dello sportivo. Sì. Bisognerebbe accumularne poco. Perché intossica il muscolo. Esatto. Ho avuto una crisi di crampi e ho dovuto fermarmi per togliermi le scarpe perché mi hanno toccato i crampi ai piedi. Ecco. Allora direi che col nostro telespettatore Luca, se non sbaglio, sì, grazie. Con Luca abbiamo veramente fatto una panoramica molto ampia di quelle che sono le virtù dello sport, i rischi dello sport, abbiamo parlato di alimentazione, di frequenza cardiaca. Luca, grazie. Prego, grazie in bocca al lupo per... a voi per domani sta in presa. Sì, lei ci sarà.
No, purtroppo no. Non ce la fa. Perché per motivi di lavoro sono fuori. Non ce la fa. Fuori Italia. Beh, allora, intanto buon lavoro Buon e viaggio. comunque Grazie. sosterrà da lontano, quantomeno con un Lavoro per pensiero, una questo grande casa record. che si chiama, non posso dirlo. La pubblicità. No, non si Non può posso dire. fare pubblicità. Luca, grazie, Grazie a voi. per questo Spero intervento. spero di incontrare i dottori in giro per i nostri colli uranei. Sì, per bere un caffè però è mica per... in bicicletta. Va Ecco, bene. piuttosto. Bene, grazie e buona Grazie a serata. voi, arrivederci, buona serata. Allora, tantissimi spunti devo dire da questa telefonata, abbiamo di fatto un atleta anche se non Preparato. professionista, Preparato. comunque una persona che segue con grande attenzione l'acido lattico. Ecco, appunto perché si forma l'acido lattico? Perché praticamente la quantità di ossigeno che noi abbiamo nel polmone, nell'aria ne abbiamo in quantità industriale, nel polmone anche, poi la dobbiamo trasportare nel muscolo e nel muscolo consumiamo l'ossigeno e produciamo l'anidride carbonica. Allora, il problema non è tanto quello di metterlo dentro qua nel polmone, è quello di trasportarlo nel muscolo. E per trasportarlo c'è la pompa, il cuore pompa a una velocità sempre più elevata fino a quando non ce la fa più. Nel momento in cui abbiamo una carenza di ossigeno nel muscolo, il muscolo non è che finito l'ossigeno si blocca, non si è mai visto nessuno che finito l'ossigeno sta correndo, cade per terra. Ci sono prima i crampi, cioè uno riesce a produrre ancora energia ma senza ossigeno. Per fare questo deve produrre l'acido lattico e nel momento in cui produce l'acido lattico la durata poi dello sforzo fisico non è più illimitata, finisce. Certo. Mentre invece se noi riusciamo a mantenere una omogeneità nella frequenza cardiaca che è quella sotto soglia, come giustamente diceva il nostro ascoltatore, in teoria, mettendo dentro Certo. la giusta quantità di Dovremmo nutrimenti andare all'infinito. All'infinito. Questa soglia si differenzia? Ci sono diverse soglie, immagino, perché le Sì, persone la sono soglia diverse. di cui parla Maurizio è la soglia anaerobica, cioè voglio dire che al di sotto di quella tu funzioni come macchina con l'ossigeno e con le vie metaboliche degli zuccheri e dei grassi. Tu bruci zucchero e grasso con l'ossigeno e vai avanti all'infinito. Se incominci ad andare al di sopra delle esigenze di ossigeno, cioè le esigenze di Ma ossigeno... questo dipende dall'organismo di ciascuno? Ci sono delle No, tabelle, dei no, parametri? no, che dipende chiaramente dal grado di allenamento individuale, perché ci sono atleti di altissimo livello che hanno una soglia molto più alta. Certo. E poi anche dalle caratteristiche genetiche, no? Sì. Sicuramente. Quindi ogni persona ha la sua soglia Sì. sostanzialmente. Che ecco, poi si non può possono modificare con andare- l'allenamento. Tra Chiaramente. l'altro noi come medici dello sport siamo in grado di individuare qual è questa soglia. Ecco, questa sì. è una cosa È uno dei interessante. test. Questo è quindi- un terzo livello Sì. che viene fatto qui a Padova al servizio all'ospedale dei Colli e appunto è un test che è fondamentale per un atleta di alto livello, insomma. Ecco, non è l'atleta di tutti i giorni, ma l'atleta di alto livello deve sapere qual è il Fino a limite. dove può arrivare. E Fino a sapere dove può dov'è il arrivare. limite gli permette di andare un po' sopra, un po' sotto, ma Certo. restare sempre... per fare questo ci sono delle macchine, strumenti molto sofisticati, uno fa la pedalata in bicicletta o corre sul tapis de roulant con una mascherina in cui si misura quanto ossigeno consuma, quanta anidride carbonica elimina e da questo si ha la valutazione complessiva della macchina. Una domanda in velocità perché vedo che abbiamo solo 2 minuti per arrivare alla pausa pubblicitaria. Domani noi parliamo di corsa e di nuoto. Sono sport che sono consigliati a chi in particolare? Come attività sportiva? Attività aerobica, fa Aerobica, bene per tutti. fanno bene, fa sono bene per sport tutti. ideali, diciamo. Quindi a qualsiasi età possono essere consigliati. La Ci sono delle corsa- controindicazioni? La corsa ecco. forse qualcosina bisognerebbe dire sulla corsa, un pelino meno. Un pelino meno perché in ogni caso quando uno corre praticamente sovraccarica, se sì. la corsa è impegnativa, sovraccarica Le ginocchia, le le articolazioni, I i tendini, i muscoli. le articolazioni, la Allora, cartilagine. se uno se l'è portata da fin da ragazzo e che continua, Sì. se uno dice beh comincio adesso,
io direi vada un po' più cauto, magari cominci con la camminata veloce, poi c'è il fit walking, c'è il Nordic walking, Sì, ci sono tante possibilità aerobiche, senza arrivare alla corsa vera e propria. Se poi uno invece è appassionato, dopo... Ci fermiamo perché stavo per fare altre domande, ma è meglio che andiamo in pubblicità. Ci vediamo subito dopo, continuiamo con i nostri consigli. Ultima occasione di conversazione con il dottor Stefano Pagliaro, presidente dell'Associazione Medico Sportiva Patavina, con il dottor Maurizio Schiavon, responsabile del Centro di Medicina dello Sport e delle Attività Motorie dell'azienda ULSS 16 di Padova. Siamo partiti come spunto dal doppio tentativo di record che vedrà Padova impegnata domani sera dalle 20 fino alle 21 di sabato, record nella corsa, record nel nuoto con finalità benefiche. Stiamo scoprendo tante cose utili per affrontare al meglio anche uno sforzo così estemporaneo e apparentemente innocuo come quello che può coinvolgere le migliaia di persone che si affolleranno in Prato della Valle domani sera. Consigli su come prepararsi, su come affrontare il post sforzo, consigli di alimentazione, consigli medici. Se la nostra attività fisica non agonistica diventa una costante nella nostra vita quotidiana, quindi non solo lo sforzo nel nome della solidarietà. E quali devono essere i segnali da non sottovalutare durante lo sforzo, perché potrebbero essere dei campanelli d'allarme? Che consigli possiamo dare in questo senso? Chi dei due vuole rispondere? Chiaramente un'oppressione, un dolore toracico, una mancanza di respiro. La legge aurea di chi corre, per esempio, o che fa un'attività, è quella di riuscire a parlare. Se il soggetto, andando a correre con un amico, vede che non è più capace di parlare, vuol dire, brutto segno, vuol dire che le cose bisogna rallentare un po'. E come succede dopo 2 metri, quindi ma vuol dire che l'allenamento dobbiamo allenarla di più. Attività, allora, insomma. Quindi riuscire a parlare. Riuscire a parlare, ovviamente se ci sono delle aritmie, se uno si sente palpitazioni, cose di questo tipo, bisogna fermarsi. La cosa è che non si dovrebbe arrivare appunto a una cosa del genere, ma avere una valutazione preventiva, come diceva giustamente anche il collega dottor Pagliaro, ma questo rivolgendosi al proprio medico curante, sentendo che cosa gli consiglia, sentendo eventualmente uno specialista in medicina dello sport, anche perché in fondo ci sono pochissime controindicazioni assolute. Ovviamente uno che ha appena fatto l'infarto, non deve muoversi in quel momento, ma poi il cardiologo stesso gli consiglierà di fare un'attività fisica motoria, gliela prescriverà, e quindi l'attività fisica presa con la giusta dose è benefica. È terapeutica. Quali sono proprio le patologie che possono trarre invece dei benefici da questo tipo di attività? Tantissimi studi scientifici ormai proprio validati assolutamente sono stati fatti in tutto il mondo e in un sacco di patologie, però mi sento di dire che sicuramente quelle in cui c'è un beneficio maggiore, e che sono anche le malattie forse anche più diffuse, sono l'ipertensione, dove un'attività fisica di tipo aerobico, quindi il camminare, il correre, il Nordic walking, la bicicletta, il ciclismo, così via, ha un effetto sicuramente protettivo e proprio terapeutico sulla pressione alta. Si pensi che se si fa una seduta di 40 minuti aerobica, questo poi permette per un giorno e mezzo di mantenere i valori pressori più bassi e quindi è come prendere un primo livello di terapia praticamente. Invece di prendere la pastiglietta tu fai 40 minuti di attività aerobica nell'ipertensione. Poi c'è il diabetico, che sicuramente tutti i diabetologi, gli endocrinologi prescrivono e consigliano l'attività fisica motoria, il diabetico. Una cosa che mi sento sicuramente di dire, anche se non viene, è nelle malattie, anche nella depressione, nelle malattie psichiatriche. Sicuramente un'attività fisica regolare stabilizza il tono dell'umore, alza il tono dell'umore e anche nella depressione si sono visti dei risultati eccezionali, no? Vi interrompo un attimo perché abbiamo un'altra telefonata. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei.
E niente, sentivo appunto la trasmissione, sono concorde con le ultime frasi del professore anche per quanto riguarda la depressione, inteso come sport, così che appunto dà un senso di benessere sicuramente. Niente, la mia domanda è questa, ho 52 anni, faccio 17.000 km l'anno in bici solo proprio per scaricare prima le tensioni mentali e poi stare bene con il fisico. Ho grossi problemi alle ginocchia, quindi sicuramente non riesco a correre a piedi perché questo non me lo consente. Posso continuare tranquillamente in questa attività, anche diciamo fatta con un certo impegno, con una certa costanza, o devo un attimino rivedere anche questi miei atteggiamenti dal momento che io quando comunque faccio attività fisica la faccio sempre al massimo delle mie possibilità. Certo, le faccio io una domanda in velocità, da dove Sì, chiama? Udine. Da Udine, non so se i dottori hanno bisogno di avere qualche altra informazione magari per dare delle indicazioni più specifiche. Ma ha patologie pregresse, ha malattie che possono influire in maniera negativa o tutto sommato è sano? Il motore è buono, le articolazioni un po' di meno, in effetti ho fatto 5 interventi alle ginocchia. Allora possiamo dire innanzitutto che il nostro ascoltatore ha scelto giusto l'attività. Quindi la bicicletta va bene. Perché di sicuro noi gli avremmo sconsigliato di fare la corsa. Poteva fare eventualmente il discorso del nuoto perché nella vasca il peso viene, per la legge di Archimede, viene tolto, certo, e quindi anche il sovraccarico sulle articolazioni si sente meno. Comunque se gli piace la bicicletta, in fondo non credo che ci sentiamo di dirgli di no. Mi sembra l'ideale. Ecco, anche lui suggeriamo, siccome lui diceva vado un po' al limite delle mie performance, di avere il discorso del cardiofrequenzimetro. Ormai con 50 euro si comprano dappertutto, sì, e avere il... Quindi questa è una dotazione minimo, importante. Ormai diventa quasi minima, poi in questa età in cui c'è un po' il rischio, ecco. L'altro consiglio è, mi raccomando, una vita sana, non solo dal punto di vista dello sport ma anche di tutto il resto, quindi lo stile di vita vuol dire l'alimentazione, il fumo, il sovrappeso. E poi quello volevo magari chiedere se aveva mai fatto qualche controllo un pochino più accurato, una visita medico-sportiva, una visita specialistica. Vediamo se è ancora in linea. Sì. Perfetto. Comunque, sì, il cardiofrequenzimetro l'adopero, comunque la pressione ce l'ho al risveglio 90-60, diciamo sui 110-70 è la mia pressione minima, riposo, il battito è a 40 pulsazioni, sto bene, non fumo, non bevo alcolici, un'alimentazione priva di eccessivi dolci così, e comunque sono donatore di sangue, quindi sono un quindi è sotto controllo. Sotto controllo, sì. Fisicamente proprio mi sento bene, ripeto, il motore è buono, la carrozzeria un po' meno. Quasi quasi lo vorremmo prendere a testimone di come bisogna fare, perché effettivamente... Un atleta virtuoso. Decisamente. Esatto, sì, decisamente. Sì. Allora... Bisognerebbe che molti prendessero esempio dal signor, non mi ricordo come si chiami. Non ce l'ha detto. Daniele da Udine. Dal signor Daniele. Allora Daniele, complimenti, a questo punto direi che può continuare. Deve continuare. Evitando di superare la soglia d'attenzione. Niente, abbiamo delle telefonate veramente molto positive questa sera. È strano che ci siano più ciclisti che altre discipline. Questo mi permette... Perché quelli che devono correre, devono nuotare, si stanno concentrando. No, ma per esempio rispetto ad altri sport, insomma, eccetera. E forse il ciclista è più attento alla propria... Tu che hai, che esperienza hai? No, anch'io concordo con il dottor Schiavone, il ciclista, anche il ciclista amatoriale, anche di una certa età così, è molto attento all'alimentazione, all'allenamento, allo stile di vita, veramente, questa è una cosa che posso dire di aver notato in tutta la mia... Quindi sono sportivi particolarmente virtuosi. Sì, molto. Direi che ce ne sono anche degli altri, perché adesso mi vengono in mente anche i maratoneti sono veramente... I più monelli? Non vorrei dirlo qui perché il dottor Pagliaro... I tennisti? No, calciatori. Calciatori? Calciatori. Sì.
a volte i calciatori non fanno proprio uno stile di vita virtuoso, come i ciclisti o come i maratonetti o come i nuotatori anche. Devo dire che gli sport forse dove di lunga durata, anche i canottieri e così via, fanno una vita, sono più ligi, diciamo. Gli sport di situazioni, sport di squadra, magari si tende un pochino a sgarrare qualcosina in più. anche perché si delega magari un po', la responsabilità è condivisa Al gruppo, della prestazione. all'allenatore. Poi c'è magari anche nel rugby il terzo tempo che ti trovi insieme, la socializzazione, bevi la birra, così via. Invece Quindi lo sport individuale, per quanto magari come con il ciclismo si va a correre con un gruppo di amici, però di fatto lo sforzo è gestito personalmente, individualmente, ecco, l'individualità nello sport aiuta evidentemente forse ad c'è anche un essere aspetto psicologico diverso che ti spinge a scegliere uno sport piuttosto che un altro. Non so se sia vero scientificamente, però è una mia impressione. La scelta individuale sicuramente deve essere. va a pesare. Quindi Sì. c'è anche un aspetto psicologico che non deve anche essere... perché questi con cui abbiamo parlato non sono proprio giovanissimi. Sì. Allora, mentre il bambino è indotto un po' dai mass media, un po' dai genitori, dalle aspettative, eccetera, a scegliere in qualche cosa. Ecco. Per esempio. Invece quando uno raggiunge una certa maturità fa una scelta più ponderata. Sì. Tra l'altro sono questi gli sport che permettono anche di andare avanti molto nel tempo. E prima tu citavi che pensavi che pensassi al tennis. Anche il tennis è molto longevo come sport. Lo si può permette di portare avanti. Sì, te lo puoi portare avanti sempre, diciamo, se non hai problemi particolari. Magari alle ginocchia, alle caviglie. Puoi giocare fino a 80 anni, 85, 90, ne conosco. Sempre calibrando Ci sono i campionati lo sforzo. mondiali over 85 anche. Di tennis? Sì. Sono in 3. Uno è il campione, è un giapponese, però li fanno. Ma non importa, comunque ci sono ed è un segnale. Il fatto che ci siano anche solo 3 atleti No, dico vuol dire 3, che... non sono pochi. No, certo. Sapete che abbiamo finito il nostro tempo? Volato. Chiacchierata che è volata via piacevolmente. Vi ricordo a proposito di sport che noi tra domani e sabato vi racconteremo questo doppio tentativo di record del Prato della Valle sulla corsa e sul nuoto in diretta dalle 19:30 alle 21:30 domani, sabato 2 spazi dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 20 alle 21:30. Io ringrazio veramente tanto e saluto il dottor Stefano Pagliaro, presidente dell'Associazione Medico Sportiva Patavina. Buonasera. Per questo intervento e per i consigli che ci ha dato. Stessa cosa per quanto riguarda il dottor Maurizio Schiavon, responsabile del Centro di Medicina dello Sport e delle Attività Motorie dell'azienda ULS 16 di Padova. Siamo arrivati veramente alla fine non solo di questa puntata ma dell'avventura di Salus. Da parte mia, da parte di Francesca Ricciardi che ha raccolto i vostri sms e le vostre telefonate, dai tecnici che si sono alternati alla regia, in particolare da Riccardo Zanon e da Ruggero Innocente, un grazie di cuore per l'affetto con cui ci avete seguito per tutta la stagione e buona estate a tutti.